Oggi siamo a Costa di Rovigo, nella più bella piazza della provincia di Rovigo. Come sempre incontreremo il sindaco, qualche associazione, ma soprattutto le persone che ci spiegheranno perché vale la pena abitare qua a Costa di Rovigo. 2500 abitanti, vicinissima a Rovigo, quindi capiremo l'influenza che la città e il capoluogo dà a questa cittadina e capiremo un pochino gli abitanti di Costa di Rovigo come se la passano e come stanno in questa straordinaria. Allora, qualcuno mi critica perché dico sempre straordinaria, ma siccome sono rodigino dentro e fuori, mi fa piacere sottolineare che siamo una provincia particolare. Andiamo. La prima domanda che facciamo a tutti i sindaci che incontriamo: pregi e difetti della sua città. Cominciamo con i pregi, che è molto più facile. È molto più facile, esatto, mi viene anche più spontaneo. Intanto è un paesino vivace con una dozzina di associazioni locali, 3 associazioni sportive, quindi 15 realtà vivaci, presenti, con le quali condividiamo molte iniziative, le finanziamo, le programmiamo anche, per cui da questo punto di vista direi che è un paese veramente vivace. È un paese che, nonostante i grossi problemi di natalità e anche di invecchiamento, tutto sommato riusciamo, grazie alla vicinanza con Rovigo, alla vicinanza con diverse infrastrutture, la Transpoleggiana, l'autostrada, a tenere ancora botta, diciamo, e quindi siamo su 2500 abitanti, però negli ultimi anni abbiamo avuto anche qualche piccolo incremento e questo ci fa ben sperare, perché insomma... Incremento con gli italiani o con Ma fondamentalmente qui c'è ancora una realtà forte di italiani, ecco, e gente che magari si sposta da Rovigo e che trova qui i servizi, perché nel paese comunque abbiamo 2 banche, una farmacia, i carabinieri, la presidenza dell'istituto comprensivo proprio qui a Costa di 7 comuni, e poi abbiamo l'autostrada, la ferrovia, ecco, la Transpoleggiana, insomma tutta una serie di servizi per cui il paese sta un attimino anche aumentando qualcosina, e direi che anche le iniziative, anche diciamo da parte dei privati, delle imprese, stanno anche un attimino a confermare questo trend di crescita. Com'è sto paese? Bello, bello. Sì, Nato e cresciuto qua. sì. Ecco, sono denominato Caprile. Ma è migliorata o peggiorata negli anni Costa? Ma è sempre quella, non ci sono variazioni. Tanti anziani, la gente non spende e c'è crisi. Vedi tu? Solo a Costa o dappertutto? Mi sembra un po' generale. Un po' generale. Chi è il portavoce di voi? Lei è la quintessenza di uno che sta bene. Allora, il problema è o c'è una bella pensione, No, non ce l'hai. mi voglio bene, sì, sicuramente mi voglio bene. Ma E dopo? tu sei nato qua? Nato e vissuto qua, sì. E allora com'è cambiata Costa? Sempre in peggio. SP come dice lui? No, dai. Dai, non si sta mai, è un paese tranquillo, no? Allora, nel nostro immaginario quelli brasiliani sono solari, piace la musica, e a Costa? Ah, a Costa è carino. Sì, ho andato qui, adesso abito qui. Dici che Costa ha un occhio di riguardo per chi, persone che ha dei problemi? Ma io non ho, da quando sono così non ho avuto problemi, diciamo, sia per muovermi in paese che per muovermi in giro. Quando mi torno in Marocco mi sento extracomunitario, mi arrivo qua mi sento proprio in paradiso. Una città che fino agli anni 90 era anche artigianalmente e industrialmente importante. Da dove comincia il declino e secondo lei perché c'è stato questo declino? Indubbiamente la chiusura della fabbrica delle bambole, che era poi la Gabar, ex Gabar, questa ha comportato veramente un notevole problema non solo per Costa ma anche per i paesi qui attorno. C'erano 170 persone che lavoravano in maniera stabile, ma poi dava da lavorare ad altre 50 famiglie, per cui l'indotto è stato notevole. C'era poi la bella realtà dell'artigianato del legno locale, qualche altra impresa, purtroppo un attimino poi il mutamento dei tempi, del commercio, dei mercati nuovi, indubbiamente. La nostra fortuna è che nel frattempo, negli ultimi 20 anni, via via ha iniziato un attimino ad allargarsi e insediarsi la macro area che abbiamo nella zona verso l'autostrada, quindi verso Villa Marzana, e oggi lì trova spazio la Porsche, che è l'unico magazzino italiano che c'è proprio qui a Costa,
e poi ci sono altre, c'è la Iren, la Colmar, ci sono anche altre industrie che Macroarea sta veramente effettivamente dopo tanti anni iniziando un suo percorso fondamentale perché si trova proprio a ridosso dell'autostrada. Ma quindi praticamente qua c'era un canale che divideva le due parti? Sì, dove proprio è stato combinato per avvicinare i due paesi, ma che c'è ancora quel certo astio tra Costa e Costiola. È rimasto un po', dai. Ma era lo stesso comune o erano due comuni È diversi? sempre lo stesso comune, sempre lo stesso cimitero. E il comune era la Costiola, perché era Costa e Costiola. E lei è di Costa o di Costiola? È nato a Costa e che sono ancora a Costa, però. Costiola o... Costami. Al Colomban. Allora, tu sei Colomban e voi Costiola? No. Nessuno di Costiola? Certo che ci sono due anime qua a Costa, c'è Costa e Costiola. Le due anime convivono o c'è ancora un po' di attrito? Questa effettivamente sarebbe bello da ripercorrere questo aneddoto che poi è un po' la storia del paese, perché fino al 1986 qui a Costa di Rovigo c'erano due comunità e due parrocchie di Costa di Rovigo e la parrocchia di Costiola. Che sono le due chiese che vediamo. Chiese, ecco. Ce n'è anche una terza in piazza, tant'è che lo dico spesso ma lo ricordo anche in questa occasione, Costa è l'unica piazza in Veneto con 3 chiese, 3 campanili, poi magari lo vedremo anche uscendo. Però ecco, queste due comunità sono sorte sul fiume Adige, perché poi quando ci fu la rotta verso Badia, ma inizialmente il fiume Adige, quella principale, passava per Costa e le due comunità sorsero sulle sponde di questo fiume. C'era l'Adigetto. Qui sotto c'è l'Adigetto, l'hanno scatolato. Qui vedi quelle finestre là che sono basse, lì c'erano le tracco delle barche, sia lì che da quest'altra parte qua. Vedi? Si parlava addirittura di un Don Camillo Peppone qua. Perché in effetti il parroco di Costiola era un po' anche l'anima, diciamo, popolare, l'anima, vorrei dire, anche democristiana, ecco. mentre spesso in quegli anni il sindaco era rosso, ecco, era di sinistra. Don Camillo era lì, Don Camillo era qui, invece ovviamente c'era il parroco, Don Camillo si chiamava, allora il parroco era Don Enos Massetti, che è parroco per 50 anni ed era colui che non ha mai ovviamente applicato quella che era l'ora legale, quindi c'erano questi 2 mezzogiorni che suonavano a un'ora di distanza l'uno dall'altro, cose effettivamente paradossali, ma questo fino all'86, quindi non secoli fa. Ecco. Ma tra l'altro era una cosa strana, che era eletto dalla popolazione Per buona pontificia il parroco di Costiola era proprio eletto direttamente dai suoi compaesani, quindi era qui in paese, in questa posto di Costa, in questa fetta a Costiola, che si riunivano le famiglie ed eleggevano un parroco. Tra l'altro, dopo mi farà vedere il libro ufficiale, c'è stato sindaco anche Matteotti. Sì, ecco, l'8 luglio 1914, quindi 111 anni fa di fatto, venne eletto sindaco Giacomo Matteotti. Il comune non era questo perché andò poco nel 66, ma proprio in questo posto lui sedette, ecco, era già consigliere comunale e poi fu nominato sindaco. Per la verità, ecco, dopo comunque aver inizialmente accettato, poi non riuscì mai a farlo perché nel frattempo aveva assunto altri incarichi a Roma. Ecco, ritorniamo sull'Adigetto. L'Adigetto era qua, le barche si fermavano qua, c'era l'attracco. Lì dove c'è oggi la farmacia, lì c'è quel palazzo con quegli archi, e con quegli archi, che questo è il piano terra, poi c'era un piano sotterraneo, nel piano sotterraneo le barche venivano messe lì per la manutenzione, si fermavano i pellegrini che risalivano l'Adige, perché questo fino al 1400 circa era un attimino il canale principale dell'Adige, ecco, e quindi risalivano i pellegrini ovviamente verso Verona e verso poi Milano, e per scendere poi nell'Adriatico, quindi questo era uno dei passaggi importanti. Lì dietro c'è infatti una chiesa dei pellegrini e, come dicevo prima, effettivamente questa è anche una delle poche piazze d'Italia, forse la prima in Veneto, che ha 3 chiese e 3 campanili dietro in centro, poi tutte che si affacciano sulla piazza del paese. Allora, 1, 2, adesso andiamo a vederla. Allora, chiesa numero 1, chiesa numero 2 più importante, e la chiesa di Costiola. Scorre ancora l'Adigetto qui sotto. Tant'è che le fontane in qualche modo ripercorrono un po' un attimino la storia di questo fiume, sul quale ovviamente sono nate queste 2 comunità.
E questa piazza straordinaria chi l'ha progettata e chi l'ha voluta? Allora, questa è una piazza, diciamo, che è stata voluta così dall'amministrazione negli anni 90, è stata poi rifatta 3 anni fa, ecco, ed è stata denominata la piazza letteraria perché c'è la presenza di alcuni aspetti molto particolari. Intanto la biblioteca comunale che abbiamo qui alle nostre spalle. Questa è la biblioteca intitolata al bambino Manfred Bucaster, che fu un bambino che abitava a Costa e fu deportato nel 1944 nei campi di concentramento ad Auschwitz. E ecco, certificare questa cosa andando un attimino anche a dedicargli questa bella statua, sulla quale praticamente di lato, siccome il bambino cammina sui suoi libri, c'è scritto "La cultura ti eleva", che è opera dell'artista Alberto Cristini, ed è praticamente la statua del bambino di 6 anni, questo Manfred, che indica con la mano tesa, indica la sua biblioteca. E quest'altra scultura dello stesso autore? Sì, questa è sempre opera dello scultore Alberto Cristini, compolesano. È una statua che è stata inaugurata 3 anni fa ed è stata inaugurata proprio di fronte alla biblioteca, quindi vuole in qualche modo, ecco, invitare i passanti a fermarsi per una lettura, ma anche e soprattutto per poi entrare nella biblioteca. Fu, diciamo, inaugurata in quell'anno perché fu lo stesso anno in cui Costa ha avuto l'opportunità di partecipare a questo bando di città che legge, e nel 2022 siamo arrivati primi in Italia per i comuni sotto i 5.000 abitanti, e questo ci ha dato l'opportunità di ricevere qualche bel contributo con il quale abbiamo ovviamente potuto poi commissionare questa statua, ma anche poi acquistare tutte le altre panchine letterarie che sono state così collocate al centro della nostra piazza e quindi al centro della comunità. Cosa auspica il sindaco di Costa per la sua città nei prossimi, facciamo, 5 anni, proprio adesso stretto? Ma io l'auspicio lo faccio alla mia comunità, ma lo faccio anche un po' al Polesine, perché in questi 5 anni da sindaco ho notato fondamentalmente una cosa, che siamo tanti piccoli comuni in Polesine, 50 secondo me sono troppi. Ecco, io sono a favore dell'unione tra comuni. Ecco. Purtroppo questa suddivisione di comuni dà una certa fragilità, c'è una massa critica molto debole, e quando dobbiamo un attimino partecipare nei tavoli che contano, questa divisione sicuramente non aiuta. Dovremo, lo dico da tempo purtroppo, dovremo concentrarci su 5 progetti con tutti gli amministratori da qua ai prossimi 10 anni, sui quali il Polesine dovrebbe puntare, e questo ovviamente faciliterebbe tutte le realtà. Perché quando c'è sviluppo, ci sono le infrastrutture, indubbiamente basta guardare un attimino l'esempio della Transpolesana, ecco, già quello è un indicatore. Per quanto riguarda la comunità di Costa, direi che c'è adesso una maggiore coesione. Sto cercando in questi anni di poter aiutare tutti, perché il problema sociale è un problema sicuramente totale. Dopo la pandemia si è evidenziato ancora di più, quindi stiamo cercando di trovare tutte le soluzioni economiche per non lasciare indietro nessuno. Al di là delle varie opere pubbliche che sono comunque importanti, direi che la coesione sociale è quella fondamentale, perché in una società che vuole avere un peso specifico non possiamo lasciare nessuno indietro. Settimana finita, ringrazio la mia collaboratrice, sempre da questa piazza bellissima qua a Costa di Rovigo. La settimana prossima siamo ancora nel centro della provincia, sappiamo che la provincia di Rovigo è divisa in Alto, Medio e Basso Polesine, e quindi la prossima settimana, scusate, siamo nel Medio Polesine. Da Leandro Maggi e dalla Voce di Rovigo è tutto, ciao ciao!